Vincere questo premio fa un effetto piacevole, ovviamente è una bella cosa aver vinto, è una bella cosa aver partecipato raccontando le eccellenze di questo territorio che escono comunque nonostante quello che è il panorama completamente negativo che noi purtroppo spesso e volentieri siamo costretti a dipingere. Da questa parte della telecamera non è un effetto così accomodante, ecco. E alla ricerca di eccellenze dal punto di vista delle imprese del Nord-Est, che cosa trova un giornalista? Trova alcune belle cose che sono troppo poco spesso raccontate, nel senso che si cerca purtroppo anche da parte nostra sempre il lato negativo, quasi come se dovessimo dipingere sempre un contesto che rimane ancorato al segno meno. In realtà c'è, ma c'è anche meno quando si va a scavare forse un po' di più per cercare di raccontare chi, pur in mille difficoltà, cerca di farcela, ecco. Questa difficoltà delle PMI di raccontarsi è proprio insita nel tessuto e va sviluppata? È una questione di rapporto e di conoscenza reciproca secondo te? Ma è un po' anche colpa nostra, nel senso che noi andiamo spesso a cercare anche cose precostituite, no? A rincorrere la grande notizia avendo sotto il naso tante altre piccole notizie che ugualmente possono essere sviluppate. Poi c'è comunque una difficoltà, forse anche una diffidenza da quelle realtà più piccole, medie, nei confronti dell'informazione nostra, perché veniamo percepiti ogni tanto come pubblicità e non come informazione, cosa che magari qualcuno fa e sarebbe il caso che smettesse anche di fare.